Allora, stiamo parlando appunto del granchio blu. Maurizio Antonini, adesso ripristiniamo il collegamento con Marilena Fusco, ma per il momento è interrotto, che si trova a Cagliari. C'è un messaggio. Buongiorno Elena, bisogna tornare al Medioevo quando le navi stavano in quarantena e si controllavano tutte le stive per evitare contagi e malattie. Adesso abbiamo un grave problema con il granchio blu e poi appunto altre specie, perché poi anche tante specie aliene sono arrivate proprio a strascico di moltissime navi, no? Quindi, e non solo, noi parlavamo fuori onda, parliamo di altre specie che sono arrivate che non erano qui del territorio, che ci siamo trovati invasi, no? Guardi, la cimice asiatica è uno di quei problemi che noi oggi abbiamo, cioè nel senso sono tutte specie aliene che noi se li troviamo qui, difficile anche tra l'altro da cercare di trovare una soluzione, e creano difficoltà enormi a settori, a comparti. Ma perché questi granchi blu, cioè, le navi potevano anche, cioè, anche se avessero fatto dei controlli, questi arrivavano lo stesso anche se stavano a largo, no? Sì, ma probabilmente sì, assolutamente, quindi non penso alla quarantena, però oggi sempre di più abbiamo queste difficoltà di difenderci da queste specie aliene, quindi si parla di granchio blu, di cimice asiatica, ma anche delle zanzare, ma anche di tanti altri elementi di grosse difficoltà per il settore agricolo. Oggi tra l'altro il settore agricolo che cerca sempre più di ridurre anche prodotti fitosanitari importantissimi. Ricordo sempre che l'Italia e gli agricoltori negli ultimi 10 anni hanno ridotto quasi del 30% l'utilizzo di prodotti fitosanitari, ma dall'altra parte, certo, se noi vogliamo produrre del prodotto di qualità e prodotto sano, dobbiamo anche difenderci, e soprattutto dobbiamo difenderci anche da animali alieni come il granchio blu, ma anche altri insetti difficili da combattere. Sempre restando nei mari, c'è stata anche l'invasione in più zone delle meduse? Sì, ma le meduse, tutta una serie non essendoci poi tanto dei mammiferi che se ne nutrono, questi hanno... Ma sì, ma guardi, tutta una serie di problemi che noi abbiamo con gli alieni, per poi non fare un passaggio chiaramente sugli altri problemi, che è quello della fauna selvatica. Perché dopo torniamo su questo, dopo torniamo sulla fauna selvatica. Volevo chiudere il capitolo pesca, così dopo liberiamo anche Marilena Fusco, perché quella della fauna selvatica l'abbiamo accennato la volta scorsa, ha destato gli animi, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto dei risarcimenti, molto delicato. Sì, certo, è un problema grosso per quanto riguarda la fauna selvatica, ma soprattutto per far capire ai nostri telespettatori che fare oggi l'agricoltura non è semplice. L'agricoltura oggi vuol dire paesaggio, vuol dire territorio, vuol dire anche dare la possibilità agli agricoltori di produrre prodotti sani. Quando gli agricoltori hanno di fronte queste situazioni di grande difficoltà come l'agricoltura, e quindi anche i nostri pescatori sono di fronte a queste difficoltà, allora abbiamo un grosso problema, e quindi questi problemi devono essere risolti. Ma guardi, la risoluzione non è solo con dei ristori, di contributi che vengono dati e correttamente devono essere dati agli agricoltori, ma dobbiamo trovare le soluzioni adeguate perché gli agricoltori possono fare gli agricoltori. Questo è l'altro aspetto importante che deve essere sempre sottolineato. Ecco, a proposito di ristori, poi torniamo sui prodotti agricoli come promesso. Volevo ancora completare il discorso con Marilena Fusco, che adesso vedo è tornata con noi. Diceva che ci sono problemi burocratici per mettere in stato di calamità e quindi ottenere di conseguenza i ristori? È così? Oppure gli operatori del settore potranno ugualmente avere dei benefici, insomma dei minimi risarcimenti? Com'è la questione? Questo è un aspetto che interessa molto. Allora, apro una piccola parentesi, consentitemelo, perché sono apparse delle immagini molto belle della pesca di Chioggia, e volevo ringraziare personalmente Cristina Penzo, che è, oltre che essere una eccellente fotografa, diciamo dilettante, lei si definisce, ma io trovo che le sue foto sono molto belle,
e proprio perché è dilettante e non trae nessun beneficio da fotografare e da regalare le sue foto, io devo ringraziarla perché ci ha dato l'autorizzazione proprio di poterle far vedere, di Assolutamente, poterle, sì. insomma, No, no, ma sì, infatti perché è vedevo, una sono cosa molto belle, anche interessante. le immagini sono esplicative e Sì. toccanti, perché fanno comprendere Rendono bene tutto quello che si dice a parole, ma particolare quando si tutto. tocca, si vede con l'occhio, è già un passo avanti. Prego. Perciò ringrazio Cristina perché mi ha detto Marilena, vai tranquilla, le foto le puoi usare in questa trasmissione. Ecco, questa è la cosa che mi interessava. Detto questo, come avevo anticipato prima, il governo ha stanziato circa 13 milioni di euro per lo smaltimento e la cattura di questa specie aliena. Oggi diciamo che lo stato di emergenza sembra, e forse anche lo è, perché lo è sicuramente, una cosa logica in Italia e che sta distruggendo molte economie di vari operatori. Quando c'è stato il tavolo tecnico al Ministero, io ero presente come nazionale e si è parlato proprio di questo, si è chiesto lo stato di emergenza, ma in quel caso c'erano anche presenti degli illustri funzionari, dirigenti della protezione civile che hanno così elencato alcune caratteristiche, alcune formule che sono necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza e ad oggi non ci sono i presupposti giuridici in questo elenco che ci è stato così illustrato. Naturalmente, visto la problematica, è logico che si chieda questo. Speriamo che ci siano delle novità diverse per poter veramente aiutare il settore. Io credo fermamente ed è per questo che il nostro convegno del 9 mi pregio di dire con il direttore Antonini che abbiamo veramente lavorato molto per avere tutte le rappresentanze istituzionali in questo convegno. Cosa importantissima perché a volte ci sono dei convegni dove c'è l'associazione e solo il comune, l'associazione solo il governo. Noi in questo convegno abbiamo tutte le, diciamo, le istituzioni presenti, perché abbiamo i comuni coinvolti, abbiamo la regione, abbiamo una struttura importante come Veneto Agricoltura che ha l'Osservatorio Socio-Economico della Pesca, abbiamo il governo, abbiamo il capo dipartimento del MASAF che interverrà, abbiamo il presidente della commissione. Dobbiamo mettere insieme tutte queste, diciamo, queste rappresentanti istituzionali proprio con i relatori tecnico-scientifici, sperando che, detto in modo molto semplice, ne venga fuori qualcosa di buono e qualcosa che possa essere veramente utile e non solo una chiacchierata così pubblica che oggi credo non serva più a nessuno. Una cosa che ci tengo a dire è che noi abbiamo invitato anche le altre associazioni al nostro convegno. Questa è una cosa importante perché di solito, e questo Elena mi ha sentito dirlo tante volte, di solito si tende a fare i primi della classe. I primi della classe emergono ma hanno poca durata. Noi vogliamo invece non essere i primi della classe, ma essere quelli che aggregano, perché quando ci sono dei grandi problemi, Sono di come in tutti, sì. agricoltura, in altri settori, bisogna stare insieme. E noi a questo convegno abbiamo invitato anche i colleghi di altre associazioni di categoria.
No, ma questo è corretto, perché è un problema non dell'appartenente a un'associazione di categorie, ma proprio di tutti, di chi lavora, dei lavoratori, a prescindere da quale possa essere l'orientamento. Sociale. Esatto, di carattere sociale. A questo proposito leggo un messaggio che è arrivato poc'anzi, messo in onda dalla regia. Non credo che la soluzione sia nella cucina del granchio blu, quando poi il sistema pesca ne risente pesantemente e poi le vongole e i crostacei non valgono di più? Marilena. Ah beh, se andiamo avanti così e non ci sarà una soluzione, io credo che, ma fra un mese, 2 mesi, prima di Natale, cosa vogliamo? Pagare le vongole veraci 100 euro al chilo? Perché andrà a finire così, perché avremo ceste di granchio blu che si cucinerà per un po', perché sai, anche nell'arte culinaria ci sono le mode, no? Magari adesso va di moda il granchio blu e si comincia a cucinare tutto, però la nostra eccellenza del Veneto per tutta Italia a livello nazionale sono le vongole veraci, sono le cozze, abbiamo le cozze di Scardovari, cioè noi abbiamo delle eccellenze che sono sulle tavole di tutti gli italiani e se noi andiamo avanti così, ripeto, pagheremo le vongole veraci invece che 10, 15, 20 euro al chilo, magari sotto le feste di Natale, ma 100 euro al chilo. Credo che bisogna trovare a breve, spero, una soluzione. Ecco, c'è nato il discorso dei prezzi, prima di andare in pubblicità, che poi ci allacciamo al discorso dei prezzi anche in agricoltura. Da molti è lamentato che il prezzo purtroppo anche del pescato, del pesce, è cresciuto tantissimo e tanti telespettatori da non addetti ai lavori chiedono: ma c'è una borsa del pesce, come funziona? Perché di fatto, se c'è il momento che si riapre la pesca e tutto, c'è la stagionalità, certi prodotti dovrebbero essere accessibili, o anche qui diventa un problema di filiera, per quel che ne sapete voi? Ma io credo che oggi, purtroppo, in un momento storico come questo, abbiamo veramente un aumento di prezzi in tutto l'agroalimentare e in tutto l'agroittico. E questo è una cosa veramente pesante, pesante per il consumatore. Ma il prezzo a volte dipende anche dove acquisti il pesce, perché se lo acquisti direttamente dal mercato al minuto, magari in una città, adesso io porto come esempio Chioggia perché è la marineria più grande d'Italia oggi, magari vai al minuto, trovi il pesce ad un prezzo accessibile. Logicamente lo stesso pesce, se deve avere, come si suol dire in gergo, 2-3 passaggi di mano e magari lo acquisti in una pescheria in una città, che ne so, la sogliola non la trovi a 12 euro, ma la trovi a 20-25. Io credo che dipenda molto da dove si acquista il pesce. Io dico sempre attenzione, perché purtroppo abbiamo molto pesce di importazione, perciò stiamo attenti, magari rispettiamo la stagionalità anche sull'ittico, che è una cosa importante, e cerchiamo di acquistare meglio possibile senza voler per forza magari mangiare un prodotto quando in quel momento non è stagione. E così mi insegna il direttore Antonini, e sulla frutta, sulla verdura, se vogliamo mangiare fuori stagione un prodotto non è buono. Certo, allora grazie, nel frattempo di nuovo il collegamento è venuto un po' meno, però il messaggio è chiaro, anche se purtroppo anche durante la stagione quest'estate abbiamo visto prezzi inaccessibili di prodotti agricoli, pur essendo nel pieno della stagione. Basta parlare delle angurie, ma qualsiasi altro prodotto, adesso si parla dell'uva e tanti dicono è inaccessibile. Vai noi, andiamo in pubblicità, poi affrontiamo questa questione che so che sta a cuore a tantissimi telespettatori, restate con noi, sempre Canale 19.